Ciao ragazzi, quest'estate mi faccio in due per voi, mentre su radiomagazine.net nell'ambito di Radio Magazine Estate vi proporremo il meglio dei programmi prodotti fra settembre e giugno, invece su YouTube vi proporrò una serie di registrazioni dal mio archivio personale, ascolterete la voce di un ragazzo ancora incerto con poca pratica di speakeraggio. Oggi partiamo dalla Radio Belga, una storica trasmissione in italiano che grazie a una mia produzione all'Italian Dix News Italian Dix Club trasmise in onde corte dalla BRT, Belgische Radio en Televisie, da Bruxelles attraverso i programmi in spagnolo e in inglese, e dalla RTBF programma francese. Ascolterete sia l'originale Studio Quality che degli spezzoni registrati dalla radio in onde corte. Oltre a ricordare gli inizi della mia carriera, documenta sigle di apertura e chiusura della RAI, oggi di difficile reperimento. Iscrivetevi al nostro canale e buon ascolto! Radio Magazine. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the voice of the Andes, HCJB. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Lá em cima do Luciano, o chute seco do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bontosa. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Tutto è iniziato nei primi anni '80 tra Castellammare e Sorrento. Avevo meno di 16 anni e insieme a mio fratello curavo il giornalino Italian DX News. Eravamo dei ragazzini, ma avevamo un metodo imbattibile per sbaragliare la concorrenza. Invece di aspettare i bollettini cartacei via posta, ascoltavamo direttamente le trasmissioni dedicate al radioascolto in lingua francese di Sweden Calling the Access, Radio Sweden, e dalla RTBF Bruxelles il programma di Paul Renard, o anche il Kurzwellen Panorama in tedesco di Radio Austria International. Questo lo faceva mio fratello Gianni. Trascrivavamo tutto all'impronta o aiutandoci col registratore, superando a volte le difficoltà della ricezione su onde corte, e poi pubblicavamo le notizie sul nostro giornalino. Il nostro giornalino era ricchissimo, un po' come Radio Magazine oggi. In quel periodo avevo già iniziato delle collaborazioni con Radio Portogallo, Deutschlandfunk e Radio Nederland, e un giorno registrai uno speciale con tutti i jingles usati dalla RAI per l'estero o per le aperture nazionali, l'uccellino della radio, le campane, RAI Stereonotte, eccetera, e lo spedì al servizio in onde corte della belga BRT, Belgische Radio en Televisie, che sapevo aveva dei programmi dedicati al radioascolto. Lo indirizzai al servizio spagnolo perché mi era più familiare, ma accadde qualcosa che non avevo previsto né tantomeno immaginato. Il servizio spagnolo lo trasmise per intero in italiano senza traduzione, ma lo passò al servizio inglese che lo tradusse, e come se non bastasse lo girarono perfino alla RTBF, era la radio televisione per la comunità francese, dove Paul Renard, che difatti si occupava del programma di X, lo tradusse anche lui in francese. Insomma, ci lavorarono su un mucchio di gente. Da quel momento tra i Dixers italiani iniziò a girare una voce: Dario Villani ha il dono della bilocazione. Mi sentivano contemporaneamente su Radio Portogallo, sulla potente BRT con 250 kW in onde corte, poi uscivano servizi da Colonia in onde medie su Deutschlandfunk. Poco dopo anche la HCJB, la voce delle Ande, da Quito. Ne ho trovate alcune di queste registrazioni che vi proporrò nelle prossime puntate estive. Tra i reperti c'è anche una storia incredibile con Alfonso Montealegre di Radio Nederland. Gli scrissi una lettera a 13 anni, l'anno dopo venne a conoscermi a Sorrento, dove aveva preso l'albergo. Da lì nacque una collaborazione di 5-6 mesi con servizi di 5 minuti in italiano che lui trasmise nel suo programma di X, appunto da Radio Nederland. Il programma si chiamava Espacio di Xista. Nei nastri che ho reperito ci siamo sia io che mio fratello, anche se Alfonso si confuse e in entrambe le puntate ci presentò come Gianni. L'archivio recuperato si ferma intorno al 1987, anno in cui mi stabilii ad AWR e la passione si trasformò in un lavoro pagato.
Fra i reperti ho ritrovato un memorabile speciale in Studio Quality realizzato per Deutschlandfunk per la mostra dei 60 anni della radio nel 1984 e anche una registrazione dalla radio del programma Contatto della BBC in italiano. Ecco, ritrovare queste cassette è stato già un terno al lotto, ma riversarle sul notebook è stata una vera e propria impresa di archeologia tecnica. Sul mio tavolo da registrazione fa ancora bella mostra di sé un glorioso doppia piastra Teach. È un pezzo della mia attrezzatura storica che oggi accendo raramente. Durante il riversamento purtroppo ho fatto dei capricci, il motorino andava sotto sforzo, ogni tanto la piastra si bloccava e iniziava a fischiare. Fortunatamente l'elettronica ha tenuto e il segnale è uscito pulitissimo verso il computer, salvando questi nastri prima che fosse troppo tardi. In quanto al pezzo che vi propongo oggi, trasmesso dalla Radio Belga, si noti che eravamo in piena espansione e sovraffollamento della modulazione di frequenza e ascoltare la RAI senza interferenza da altre private vicine era impossibile e ve ne accorgerete. Per questo motivo l'intera registrazione è di per sé un pezzo di storia raro anch'esso, perché oltre a ricordare i miei inizi documenta sigle di apertura e chiusure della RAI oggi di difficile reperimento. Bando alle ciance e passiamo al programma Studio Quality. L'Italian Dix Club e la Belgische Radio en Televisie vi invitano ad ascoltare Dix Corner, un breve flash radiofonico in lingua italiana per gli appassionati del radioascolto. Amici, buonasera, al microfono Dario Villani che apre subito questo programma col parlarvi dei programmi della RAI Radio Televisione Italiana. I programmi di Radio 1 e Radio 2 iniziano su onde medie e modulazione di frequenza alle 6 e terminano su modulazione di frequenza alle 15 per proseguire con la normale programmazione sulle onde medie fino alle 23:30. La domenica la normale programmazione di Radio 2 termina sulla modulazione di frequenza alle 19:50 anziché alle 15. I programmi di Radio 3 su onde medie e modulazione di frequenza iniziano alle 6 e terminano alle 23:58. RAI, Radio Televisione Italiana. Signore e signori, buongiorno. Ore 6. Tutti i segnali orario trasmessi nel corso della giornata provengono dall'Istituto Elettrotecnico Galileo Ferraris di Torino. Qui le stazioni ad onda media, modulazione di frequenza di Radio 2 e canale 2 della filodiffusione. Risacca. Vacanze alla marinara di ieri e di oggi. Porti, scogli, spiagge, visti dal largo, lungo le coste d'Italia con Giancarlo Sammartano.
normali programmi di Radio 1 e Radio 2 sono trasmessi anche su onde corte per la zona del Mediterraneo dai trasmettitori situati in Sicilia e precisamente a Caltanissetta. Essi vengono trasmessi secondo il seguente schema: Radio 1 su 9515 e 6060 kHz, Radio 2 su 7175. I programmi di Radio 3 sono invece trasmessi dalle 17 in poi dalla stazione Roma Onde Corte di 3995 kHz. Attenzione a Radio 2, in quanto durante lo spazio riservato ai programmi regionali trasmette o programmi musicali o i normali programmi regionali della Sicilia, che essendo una regione a statuto speciale ha più ore di trasmissione a disposizione per i programmi regionali. A tale proposito conviene ricordare agli amici che non sono italiani che le regioni a statuto speciale italiane sono la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna e per l'appunto la Sicilia. I programmi regionali vengono trasmessi quindi dalle stazioni di Radio 2. Le regioni a statuto ordinario trasmettono invece tali programmi nei seguenti orari: dalle 12:10 alle 12:30, tranne la domenica, e dalle 14 alle 15 tutti i giorni. Qui le stazioni di Radio 2. Le trasmissioni proseguono in sede regionale e riprenderanno in rete alle ore 12:30. Trasmissioni regionali per la Campania. La Universalotti presenta la nuova produzione di divani e poltrone 83-84, sconti particolari sui prodotti in esaurimento. Ricorda che acquistando in fabbrica risparmi. Universalotti, Viale Colli Aminei 50. Da molti anni persone per regolare l'intestino prendono con fiducia il confetto Falqui. Il confetto Falqui dal dolce sapore di prugna e lassativo per tutta la famiglia. Leggere attentamente le avvertenze. Autorizzazione 5532. Se l'inflazione avanza, combattila con la dolcezza. Prepara in casa dolci, crostate e biscotti con il lievito Bertolini. La vincerai col risparmio e la bontà. Bertolini per risparmiare e fare da sé. Io sto bene con Bach. Sì, Bach. E per tutto il giorno ti senti a tuo agio con te stessa e con gli altri. Io sto bene con Bach. E anch'io sto bene con Bach ed Rai. Rai Regione. Giornale radio della Campania, prima edizione. Ma il fatto nuovo per la RAI però è un altro. Da quest'anno infatti sulla modulazione di frequenza sono iniziati i programmi in stereofonia. Per quanto riguarda i programmi di Radio 3, essi sono completamente in stereofonia. Radio 1 e Radio 2 invece trasmettono notiziari flash e programmi musicali rispettivamente nelle loro nuove reti in FM, che sono Rai Stereo 1 e Rai Stereo 2. Rai Stereo 1 e Rai Stereo 2 trasmettono tutti i giorni dalle 15 alle 24, tranne la domenica per Rai Stereo 2 che incomincia più tardi, cioè alle 19:50. Ore 21:30. GR1 in breve. Buonasera, è sempre Antonio Tajani che vi parla dal Super Stereo 1. E sempre riagganciandoci ad una notizia appena sentita appunto dalla viva voce di Rai Stereo 2, musica e notizie in modulazione di frequenza dalle 15 alle 24. Ma in effetti non finisce qua, perché i programmi radiofonici della Rai continuano anche la notte dalle 23:30 alle 6
con il notturno italiano su onde medie, Milano 1 su 900 kHz, Roma 2 su 846 kHz e Roma onde corte su 6060 kHz. RAI, Radio Televisione Italiana, stazioni ad onde medie di Milano 1 e Roma 2, stazione ad onda corta di Roma e quarto canale della filodiffusione. Ha inizio la trasmissione del notturno italiano che avrà termine alle 5:58. Il notturno italiano viene trasmesso a cura della direzione dei servizi giornalistici e programmi per l'estero. Sulla modulazione di frequenza i programmi continuano invece dalle 24 alle 6 a rete unificate, ossia le stazioni di Radio Stereo 1, Rai Stereo 2 e Radio 3 trasmettono in parallelo le trasmissioni di Rai Stereo Notte. RAI, Radio Televisione Italiana. I programmi di Radio 3 sono terminati. Informiamo gli ascoltatori che le trasmissioni proseguono sulle stazioni a modulazione di frequenza e sui canali quinto e sesto della filodiffusione, che trasmettono dalle 24 alle 6 Rai Stereo Notte. Musica e notizie per chi vive e lavora di notte. Signore e signori, buonanotte. RAI Stereo Notte, programma irradiato dalle stazioni a modulazione di frequenza di Radio 1, Radio 2, Radio 3 e i canali quinto e sesto della filodiffusione, a cura dei servizi giornalistici e programmi per l'estero. RAI Stereo Notte. Ore 24. Il giornale della mezzanotte. A cura dei servizi giornalistici per l'estero. Un cordiale saluto da Daniello Verdi in studio con Marco Sabatini per questa edizione del nostro giornale. I titoli: Reagan invia il segretario di Stato.
tutto per questa volta, appuntamento per un prossimo programma su questa emittente e intanto per scambiare 4 chiacchiere il nostro indirizzo è Italian DX Club, casella postale 489 800 Napoli Centrale, Italia. Ripeto, Italian DX Club, casella postale 489 800 Napoli Centrale, Italia. Appuntamento alla prossima volta, ciao! Avete ascoltato Dix Corner, un programma dell'Italian Dix Club in collaborazione con la Belgische Radio en Televisie. E ora che avete ascoltato l'originale, ascoltiamo lo speaker del servizio inglese della BRT, Belgische Radio en Televisie, che traduce il mio pezzo in inglese in una registrazione ripresa direttamente dalla radio in onde corte. Well, you're split up in 3 great networks. There's the first national program, Radio Uno, the second one, that's Radio 2, and Radio 3. The third program, which is cultural. All 3 networks have a standard. All 3 networks broadcast in AM and in FM, but also on shortwave. That's for the southern, the Mediterranean part of the country. Radio Uno on 6,060 kilohertz and on 9,515 kilohertz. Radio 2, but also later on and throughout the night until 6 o'clock, Rai is on the air with a special program called Notturno dall'Italia. It's broadcast by Radio Uno in Milano on 900 kilohertz, by Radio 2 in Rome on 846 kilohertz, and also on shortwave by the Rome station on 6,060 kilohertz. Italian DX Club, we thank them for their collaboration. It's IDXC, Italian DX Club. Post Office Box 489-80100, Napoli Centro in Italy. But of course, the address is much prettier in Italian. Italian DX Club, casella postale 489 800 Napoli Centrale, Italia. Ripeto, Italian DX Club, casella postale 489 800 Napoli Centrale, Italia. Appuntamento alla prossima volta, ciao. Yes, thank you very much. Questa era la BRT, Belgische Radio en Televisie, in onde corte in lingua inglese, ma ascoltiamo anche la chiusura dello stesso programma trasmesso anche dalla redazione spagnola della BRT Bruxelles. Avete ascoltato Dix Corner, un programma dell'Italian Dix Club in collaborazione con la Belgische Radio en Televisie. El programa que gentilmente nos enviara el Italian DX Club de Nápoles. Y de Nápoles nos vamos a Las Palmas, en las Islas Canarias, a escuchar lo que hoy tiene que contarnos. Ecco, un vero peccato, perché avevo la registrazione del programma in francese, anche trasmesso dalla RTBF, ma purtroppo ripreso dalle onde corte era davvero improponibile per le troppe interferenze. Però il vecchio Paul Renard, lo garantisco, si diede da fare anche lui e fece un ottimo lavoro. Con questo per oggi è tutto, spero di non avervi annoiato e la settimana prossima vi caricherò un altro pezzo di storia. Siamo al
termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazine@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.